Un caro saluto a tutti i ficarolesi e non ficarolesi. Siamo qui oggi per presentare il mio ultimo libro, però in videoregistrazione, perché intendo evitare a chiunque il rischio Covid. Io la mia mascherina ce l'ho, ma essendo nel mio studio da solo, insomma, penso di permettermi di poterla togliere. Questa registrazione va in onda sul sito di Pro Loco Ficarolo, l'associazione alla quale mi sono appoggiato per poter divulgare la presentazione di questo libro, che materialmente in questo momento ancora non è stampato, ma sarà disponibile alla fine di questo mese di novembre 2020, e quindi in quel momento sarà a disposizione di tutti. Quando vedrete la registrazione il libro sarà disponibile. Oggi è un grande giorno, penso, per me sicuramente e per il paese, in quanto con questo ultimo libro che adesso vado a presentare si completa un vero e proprio trittico storico ficarolese, cioè una serie di pubblicazioni sul contributo dato dai ficarolesi in tre grandi periodi storici, che sono il Risorgimento, la Grande Guerra o Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. Il primo periodo storico, il Risorgimento, diciamo che ho dato un contributo in questo libro, Il Polesine nel Regno d'Italia, con un saggio, una ventina di pagine, fatto assieme a Valerio Monesi, quindi sono coautore, e il titolo è Il contributo di Ficarolo all'Unità d'Italia. Poi da solo ho presentato un po' di tempo dopo un'altra opera che è Anelito di Libertà, storia di tre garibaldini ficarolesi morti inseguendo l'ideale. Nella copertina vedete questa lapide, che è quella che potete trovare al lato della chiesetta nel cimitero di Ficarolo. Lì ci sono tre nomi di caduti, quindi il libro, coerentemente con la dimensione, è contenuto. Diverso invece il discorso della Grande Guerra, dove ho pubblicato un libro assieme ad un altro ricercatore storico, il dottor Alberto Burato, e il libro è stato presentato nel 2015. Il titolo è Le foglie cadute, 1915, Ficarolo e l'inutile strage, storie di vita e di morte dei nostri soldati. E qui i morti sono 74 purtroppo, quindi la coerenza della dimensione del libro c'è tutta. Oggi sono invece a presentare un'opera che ha purtroppo una dimensione più consistente, e il titolo è 120 colpi di falce, la morte a Ficarolo 1935-1945. Ho solo quella che può costituire la copertina. Qual è il senso di questo titolo? 120 colpi di falce. Noi siamo abituati a vedere la morte in questo modo, come rappresentazione idealizzata. La morte porta sempre con sé una falce, e ogni colpo che la morte vibra con questa falce è una vita che si porta via. E avete quindi già intuito che i 120 colpi di falce vuol dire che in questo libro troverete elementi su 120 persone che hanno perso la vita nel periodo che va dal 1935 al 1945, quindi c'è una fase pre-bellica e poi dopo si entra nel vivo della Seconda Guerra Mondiale.
120 colpi di falce. Diciamo che ci sono 109 ficarolesi e 11 persone non di Ficarolo che però a Ficarolo hanno trovato la morte. E di tutti parlerò compiutamente. Coautore, come avete visto, del libro c'è ancora una volta il dottor Alberto Burato, perché abbiamo realizzato un sodalizio editoriale credo interessante. Alberto Burato non è qui per la presentazione perché io in questo momento sono a casa mia a Ferrara, siamo in momento di lockdown essendo la mia regione arancione, quindi non ci si può muovere ad esempio per venire nel Veneto e fare una registrazione congiunta, né lui può venire qua. E quindi insomma di lui voglio parlare e dirò questo, insomma, che Alberto Burato, amico oltre che ottimo ricercatore, per passione, perché lui nella vita di tutti i giorni è medico. Come storico ha un curriculum di tutto riguardo, ha pubblicato come coautore I prigionieri italiani dopo Caporetto, e lui ha trattato la parte in cui si parla dei 470 campi di prigionia dove furono internati i soldati italiani catturati dagli austro-ungarici durante la Grande Guerra. Poi ha pubblicato con me Le foglie cadute e Alberto ha altresì al suo attivo la pubblicazione di una cinquantina di articoli di storia militare su numerose testate nazionali dedicate alla storia, quindi insomma come storico ha un certo spessore. Come uomo ha l'indubbio merito di avere salvato, grazie a 20 anni di ricerche di paziente catalogazione, l'archivio storico militare della Grande Guerra, custodito presso il centro documentale del distretto militare di Padova, che conservava tra l'altro la gran parte delle documentazioni relative ai soldati polesani. Questo una volta erano a Rovigo queste documentazioni, parlo di foglio matricolare caratteristico, documenti allegati, correlati poi alla vita militare del singolo soldato, erano a Rovigo. Dopo il 1951, a seguito dell'alluvione del Rischio, insomma, che hanno corso, sono stati trasferiti a Padova. Si parla di 108.000 militari della storia militare di Polesani, per un totale di 440.000 documenti che sarebbero altrimenti finiti al macero verso gli anni 90 se non fosse stato che il suo provvidenziale intervento ha impedito tutto ciò e inoltre poi si è dedicato ad una certosina catalogazione di tutti questi documenti. Da qualche anno il dottor Burato è impegnato assieme ad altri storici di area polesana, ma non solo, ce ne sono altri, in un'altra opera meritoria, ovvero sia il recupero strutturale e valoriale dell'ossario militare di Rovigo, che da un po' di tempo versa in condizioni abbastanza critiche, anche se ultimamente pare che qualche cosa si stia muovendo per arrivare insomma a migliorare questa situazione. In quella struttura sono sepolti 589 italiani e 215 austro-ungarici, tutti soldati mandati in guerra e morti in guerra, insomma, quelli dell'una e quelli dell'altra parte. Quindi io direi che Alberto sia un vero guardiano della storia, è stato un privilegio collaborare con lui, la collaborazione ha funzionato bene, i risultati relativi alle foglie cadute sono stati confortanti e di conseguenza abbiamo deciso di proseguire insieme e il frutto della nostra fatica è questo 120 colpi di falce. Entriamo ora nel merito della presentazione del nuovo libro 120 colpi di falce. Questo libro è organizzato per capitoli tematici per singola campagna militare.
Vi è all'inizio, in entrata di capitolo, un debito inquadramento storico, per poi calarci nella realtà dei singoli caduti, narrando quindi le vicende dei singoli caduti. Sono 109 i ficarolesi nati o vissuti a Ficarolo, che racconteremo, la cui vita e la cui morte racconteremo in questa serie di capitoli. 3 sono morti negli anni 30, nelle campagne che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, e il resto, insomma, sono morti in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale. Si inizia nel 1935 con la campagna di conquista dell'Abissinia, dell'Etiopia, insomma, come vi piace di più chiamarla, che durò fino al 36. Dal 36 al 39 i ficarolesi parteciparono anche alla guerra civile spagnola e parteciparono nel 39 alla campagna di conquista dell'Albania. Come dicevo, 3 sono i caduti in questo periodo. Poi si entra nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale è importante tenere presente che ci fu uno spartiacque netto che fu costituito dall'armistizio dell'8 settembre 1943. Quindi, prima muoiono solamente dei militari per mano degli alleati, dei russi, degli slavi, dei greci. Dopo l'8 settembre le cose sono un pochino differenti, però poi entreremo nel merito, insomma, delle trattazioni specifiche. Passiamo ai singoli capitoli, cioè alle singole campagne militari. Quella con la quale il libro debutta è quel teatro di guerra balcanico. Teoricamente anche praticamente inizia la campagna del Nord Africa, però questo ha uno sviluppo più lungo, mentre il teatro di guerra balcanico è differente, insomma, e si intersecano temporalmente le due cose. Per quanto riguarda il fronte greco-albanese, che è il primo che andiamo a trattare, questo si è formato nel momento in cui l'Italia decise di invadere l'Albania, pochi giorni lo fecero, e questo divenne territorio, insomma, italiano. Da qui si portarono le truppe italiane per attaccare la Grecia. All'inizio, le prime 2 settimane, tutto pareva andare per il meglio per l'esercito italiano, se non che si esaurì in queste 2 settimane la spinta, l'energia con la quale era partito. Non solo si piantò, ma addirittura i greci riattaccarono, riconquistando il territorio nel frattempo perduto, e gli italiani dovettero ritirarsi in Albania, da cui erano partiti, anzi una parte del territorio albanese fu addirittura conquistato dai greci, e lì il fronte rimase fermo tutto l'inverno fra il 40 e il 41. I tedeschi, vista la malparata degli italiani, intervennero direttamente ad aprile del 41 e in 10 giorni fu conquistata l'intera penisola balcanica, da Trieste sino all'estremo sud della Grecia. In questa campagna ci furono molti soldati italiani coinvolti, qui furono 270.000, in Russia furono 240.000, un po' di meno, ecco. E anche i morti ficarolesi riflettono questa differenza. Nel fronte greco-albanese morirono 10 ficarolesi. Poi nella fase di conquista della penisola balcanica e nel mantenimento dell'occupazione poi della penisola balcanica morirono altri 10 soldati, quindi 20 caduti ficarolesi di là dall'Adriatico. 8 morirono prima dell'8 settembre, 12 dopo. Ecco, come dicevo prima,
qui si inserirono anche i tedeschi fra gli avversari, perché il grosso delle truppe italiane si ritrovò, diciamo, opposto ai tedeschi. Ci furono dei combattimenti in quei giorni lì attorno all'8 settembre e molti italiani morirono, tanti altri furono catturati, mandati in Germania o comunque nei territori soggetti sottoposti al Reich e nei campi di lavoro, e tanti morirono in quell'ambito lì. Quindi un fronte sicuramente molto molto triste per gli italiani e per i ficarolesi in particolare. Abbiamo citato la campagna di Russia, quindi completiamo. Lì i soldati italiani furono 240.000 e i ficarolesi caduti furono 19, quindi un altro grande numero di vittime che noi o dispersi, però i dispersi sono vittime, che noi andiamo a ritrovare in quell'ambito lì. 2 fra costoro morirono prigionieri nei gulag sovietici. Siamo abituati a parlare della Russia e della tragica ritirata. In realtà la ritirata non fu una, ma furono 2, perché come primo gruppo nel dicembre del 42 ci fu la ritirata delle fanterie. Furono dei ripiegamenti inizialmente, infatti c'erano i reparti compatti per contenere l'attacco sovietico, dopodiché si frazionarono e in quel momento lì fu veramente un cercare di sgusciare via reparti separati gli uni dagli altri per arrivare a scappare. Dicevo che furono 2 ripiegamenti, ci fu prima quello delle fanterie verso sud sostanzialmente in dicembre. In gennaio, a metà gennaio del 43, ci fu l'arretramento del corpo alpino e quindi lì vi furono la Julia, la Tridentina, la Cuneense, più una divisione di fanteria che era la Vicenza. Io questa la cito in modo particolare perché della Vicenza hanno fatto parte molti ficarolesi e ci furono 7 morti in questa divisione, ficarolesi, quindi per questo la cito in maniera particolare. C'è il capitolo relativo al continente africano. Già l'Africa orientale, l'Etiopia, era possedimento italiano. Quando gli inglesi, le truppe del Commonwealth, nel 41 invasero loro, risalirono da sud, dal Kenya e dalla Somalia, risalirono in Etiopia, la liberarono in poco tempo. Lì c'era un ficarolese che morì. Prima attivo sull'Amba Alagi, poi finito altrove e morì. Nel Nord Africa, quindi i territori della Libia, e combatterono anche in territorio egiziano, ci furono 8 caduti, quindi 8 più quello dell'Africa orientale. Qui nel Nord Africa ci furono anche qui atti di eroismo da parte, ad esempio ci fu un soldato nostro, un mitragliere, che si è meritato una croce al valor militare, è morto in questa azione. I caduti ficarolesi lì furono 8, 4 dei quali morirono in mare, perché per andare in Nord Africa bisognava attraversare il Mediterraneo e lì c'era la marina inglese, soprattutto inglese, ma non solo, sia come navi sia come sommergibili. E noi troveremo un quarto, il quarto di questi 4 che morirono in mare era stato preso prigioniero dagli inglesi. In nave avevano circumnavigato da sud l'Africa e in pieno Atlantico, sulla strada per risalire verso la Scozia dove i prigionieri erano destinati, furono intercettati da un sommergibile tedesco e lì fu affondata la nave, che molti conosceranno perché la nave era il Laconia
ed è famoso storicamente l'incidente della Conia per i motivi che vedrete poi magari direttamente sul libro. C'è poi il fronte territoriale nazionale con 9 caduti. 3 muoiono prima dell'8 settembre e gli altri muoiono dopo, 5 dei quali finiranno in prigionia in Germania, insomma, e lì spesso moriranno con motivazioni varie. Nella fase, diciamo, che precede l'8 settembre, siamo nel 42, ci fu un pilota, che qui vedete l'immagine. Il pilota è Guido Margutti, lo vedete qui in basso con il suo aereo. Guido Margutti morì in volo sui cieli di Torino e questo è il suo berretto che la famiglia mi ha donato. Questo è il berretto di Guido Margutti, sergente pilota. Arriva l'8 settembre e da quel momento si innescano degli sconvolgimenti notevolissimi che verranno a travolgere anche il paese di Ficarolo, con molti morti. Arriva l'8 settembre. La situazione, come dicevo poc'anzi, cambia in maniera significativa. Cambiano le alleanze, metà dell'Italia, quella sotto Roma, è già in mano alleata e il re va ad arroccarsi nel sud dell'Italia, fondando il Regno del Sud. Da Roma in su viene mantenuta l'alleanza con i tedeschi, nasce la Repubblica Sociale Italiana con a capo Mussolini, e nel nord sono alleati con i tedeschi, però ci sono molti sbandati in quel momento lì che sono alla macchia e cercano di sottrarsi invece alle chiamate della Repubblica Sociale. La guerra fino a quel momento era sempre stata considerata dalle popolazioni polesane e non solo un qualche cosa di lontano. La guerra, anche nella prima guerra mondiale, erano i soldati al fronte, là al fronte si moriva, qui a casa si soffriva per loro, ecco, ma non c'era mai stato coinvolgimento diretto. Invece con la seconda guerra mondiale, nel 1944 sostanzialmente, iniziano i gravi problemi perché arriva la guerra, arriva dal cielo in questo caso qui. E iniziano con essa le vittime civili. Le vittime civili che sono sostanzialmente, nelle prime fasi, vittime di bombardamenti, i quali insomma non fanno distinzioni. Morirono uomini a Ficarolo, donne, anziani e anche bambini. Tanti bambini, sia durante la guerra che dopo la guerra, perché la guerra lasciò sul territorio delle diavolerie tipo le bombe farfalla o le micce. Ecco, le micce erano terribili perché i bimbi si divertivano a dar fuoco perché generavano una fiamma imperiosa, temperature altissime e le scottature erano drammatiche e quando un bimbo si scottava poteva come conseguenza incontrare la morte, e vedremo dei casi di bambini che sono morti in questo modo. Ci sono le loro fotografie, come ci sono le fotografie di tutti i soldati italiani e di tutti i civili, di tutti, insomma, della gran parte, quelli che sono riuscito a trovare, dei civili che moriranno insomma a Ficarolo per cause di guerra. In quelle 39 vittime civili rientrano anche quelle che in epoca della Repubblica Sociale sono state generate dalla aspra contrapposizione ideologica che si è consumata tra fascisti e antifascisti per il potere.
I fascisti detenevano e intendevano mantenerlo il potere. Gli antifascisti naturalmente remavano in direzione esattamente contraria per conquistarlo, appunto, questo potere. È stata una lotta doppiamente triste perché avveniva fra italiani, insomma, però questa purtroppo è la storia. A Ficarolo non ci furono, per fortuna, degli scontri armati diretti, ma dei morti ce ne furono. Quello è un periodo oscuro sotto tanti aspetti, ma le tracce di quel periodo sono rimaste indelebili nella memoria di molti anziani del posto, e non solo, anche perché ultimamente in molti hanno cominciato a pubblicare delle memorie di quel periodo, per cui Ficarolo ogni tanto rientra anche in queste memorie, quindi insomma ci sono tanti più dati di una volta a disposizione. Dicevo che a Ficarolo ci sono stati dei morti, ad esempio ci sono dei casi di fascisti che furono soppressi nottetempo da gruppi di fuoco per quel motivo organizzati, insomma. Uno in particolare è un caso eclatante, il primo di questi, perché fu ucciso in piena notte, alle 2:30, insomma, della notte, al Terraglio. Fu ucciso il numero uno in gerarchia dei fascisti ficarolesi, ovvero il segretario del partito fascista repubblicano, ucciso in piena notte. Passato un paio di giorni, tempo delle esequie, insomma, e scattò immediatamente la reazione nazifascista. Furono arrestati 4 giovani uomini di Ficarolo, di Tontola, e dopo un giorno, e dopo il giorno successivo, furono fucilati. Noi li conosciamo con l'appellativo dei 4 martiri, e questi ragazzi furono fucilati dai tedeschi il giorno dopo nella boschina di Tontola. Era un gruppo di soldati della Flak, la contraerea, perché lì in Tontola i tedeschi avevano allestito, dopo il bombardamento del ponte di Ficarolo in barche che esisteva, che è avvenuto nell'estate del 44, loro poi avevano allestito un ponte prima fisso, chiamato Ponte Fantasma, ma che veniva realizzato di notte, e durante il giorno le singole chiate erano nascoste nel verde della boscaglia, e durante la notte lo ricostruivano ed era utilizzabile per 2-3 ore circa in tutto. Però questo fu iniziato verso settembre, verso novembre, diciamo ottobre-novembre, era stato, insomma, costruito. Però con l'arrivo del freddo, delle nebbie, magari dell'intensità del corso d'acqua, divenne, insomma, difficile star lì a costruirlo ogni notte, e quindi utilizzarono i singoli pontoni mettendo un motore nautico su ognuno, insomma, di questi qui, ed erano praticamente dei traghetti che andavano avanti e indietro. Siccome gli americani sapevano della presenza di questo attraversamento fluviale, con gli aerei si facevano vivi, insomma, ogni tanto, e quindi erano state disposte molte batterie antiaeree dai tedeschi. Qui ce n'è una proprio a Ficarolo, l'immagine di questa la troverete anche nel libro, e queste qui furono allestite, erano parecchie, e fu proprio un gruppo del 750esima batteria che costituì il plotone di esecuzione, insomma. Questa brutta vicenda, furono uccisi per rappresaglia, e questa brutta vicenda si è sviluppata in una maniera simile a quanto avvenuto altrove da altre parti, ma completamente diversa da come l'abbiamo sempre sentita raccontare noi in paese a Ficarolo.
Naturalmente questo lo sto dicendo a seguito, insomma, di quello che viene pubblicato qui anche in 120 colpi di falce, è il primo vero studio storico su quel tema. Troverete nel libro anche fatti e antefatti che hanno portato a tutto questo, con degli argomenti che sono basati su dei supporti oggettivi, vale a dire documentali e testimoniali. Testimoniali che, siccome sono persone di una certa età, quelle che ricordano quegli eventi, no? Per motivi ovvi, ho provveduto anche a fare le videoregistrazioni quando parlavo con loro, giusto per avere un qualche cosa che sia sempre chiaro, perché nel momento in cui li ascolti, magari nel primo non ti è chiaro tanto, poi man mano che vai avanti con altre persone riesci a creare un quadro sempre più significativo, per cui rivedendo le prime registrazioni capti delle realtà che non avevi captato immediatamente, insomma. Quindi realizzarlo non è stato così semplice, però insomma alla fine l'abbiamo fatto. Questa è un'analisi storica, quindi, che è impostata su due elementi: sulla verità dei fatti, che questo è l'elemento ovviamente base, e sul pari rispetto per gli uni e per gli altri, perché parliamo di realtà tristi, quindi dobbiamo, insomma, trattarle con i guanti. Qui diciamo che troverà spazio esclusivamente quella che è la storia nuda e cruda del nostro paese Ficarolo. Nel libro, dopo questi eventi, c'è un'analisi, anche la ricerca affronta una realtà partigiana locale, che anche qui, insomma, era organizzata. Questa è desunta, anche questa, da dei documenti, vale a dire delle lettere e delle tabelle, delle tabulazioni elaborate per conto del Comitato di Liberazione Nazionale, quindi cose del tutto ufficiali. Ci sono anche delle produzioni locali, ad esempio dei cartelloni che riportano i patrioti, così si erano autodefiniti, insomma, in questi cartelloni, e quindi, insomma, abbiamo degli elementi che sono consistenti. E infine si relaziona anche sui processi che furono celebrati nei confronti dei fascisti ficarolesi nella seconda metà del 1945. Questi processi si tennero a Rovigo presso la Corte straordinaria di Assise, che era stata fatta per questo scopo specifico. E qui vedremo anche tutti i singoli casi, quelli che furono assolti, quelli che furono condannati, quelli che furono magari amnistiati e quelli che si fecero in prigione, insomma un periodo di tempo anche parecchio lungo in tanti casi, insomma, ecco, si riportano solo dei dati sempre qui. Questo libro è ampiamente illustrato, ci sono più di 350 fotografie, sia i caduti che situazioni locali, e una cosa che è interessante davvero è che troverete anche tutta una serie di immagini inedite che sono state realizzate dal 21 al 25 aprile dalle truppe alleate di liberazione qui a Ficarolo. E ci sono, insomma, si vede tutto l'attraversamento, si vedono i bombardamenti che furono fatti al Ponte Fantasma il 21 e il 22 di aprile del 45, insomma, ovviamente, e pertanto, insomma, è molto interessante anche da vedere oltre che da leggere. Io ho parlato di 109 ficarolesi, sarebbero 108, ma una di queste vittime era una donna in stato anche avanzato di gravidanza, e quando morì ovviamente il tutto costò la vita anche alla creatura che portava in grembo, insomma, per cui sono 109. Mancano 11 non ficarolesi, gente che è morta a Ficarolo, e fra questi mi limito qui a citare, poi sono trovate tutto sul libro, anche le loro fotografie: 7 aviatori alleati,
un americano, 3 inglesi e 3 sudafricani. Sono ragazzi che sono venuti da lontano, sono venuti ad aprire la strada alla nostra liberazione perché erano qui per liquidare la presenza dei tedeschi prima dell'attraversamento del Po da parte delle truppe alleate. Qui a Ficarolo erano i neozelandesi che sono arrivati. Ecco, e proprio il 25 aprile da noi coincide perfettamente la liberazione di Ficarolo con la data con cui si celebra la liberazione, e qui arrivarono proprio il 25 aprile in massa, e vedrete un sacco di immagini, insomma, dove c'erano centinaia di soldati, insomma. Questo libro riporta anche la loro vita, ci sono le loro immagini, ci sono le immagini proprio dei bombardamenti presi dagli aerei, e ci sono delle immagini anche un po' particolari, nel senso che c'è il fotogramma di quando il bombardiere, che portava 6 ragazzi, viene centrato dalla contraerea, si spezza un'ala e c'è la fotografia dall'alto di questo aereo, ripresa da un altro aereo della formazione, che si vede, insomma, che un attimo dopo cadrà sulla spiaggia di Tontola. Per ogni ficarolese questo libro sarà da leggere, non dico d'un fiato, perché consterà di 368 pagine, quindi sono parecchie, quindi per una decina di giorni ci sarà da leggere. Questo è un libro che mancava, nulla del genere era stato fatto a Ficarolo, ma neanche dalle altre parti sulla seconda guerra mondiale, ed è un libro che mancava e che non dovrebbe mancare nelle biblioteche personali, insomma, dei cittadini di Ficarolo. Ecco, nelle case è bene che ci sia. Ringrazio io i parenti delle vittime perché mi hanno fornito delle documentazioni, l'immagine dei loro cari, e per il contributo che è stato dato anche da amici di una certa età, Adriano Poli per esempio, che da buona memoria storica, insomma, mi hanno aiutato nella realizzazione di questa impresa enciclopedica. Ci sono anche persone che non ci sono più, tipo Renato Bonfatti, insomma tanti altri, ecco, che mi hanno raccontato tante cose. Il libro, nel momento in cui vedrete questa registrazione sul sito di Pro Loco Ficarolo, sarà già acquistabile nelle librerie italiane, naturalmente lì a prezzo di copertina. A Ficarolo però ci ho tenuto che ci fosse con un prezzo scontato, quindi sarà sufficiente rivolgersi a Pro Loco nei modi che vorrete, telefonicamente, sul sito, tramite i social. La Silvia, Iari sono le persone, insomma, che potete vedere abitualmente, insomma, chiunque di Pro Loco, ma avete i siti, ecco. E Pro Loco, oltre a fornire questi libri, offre anche il servizio di spedizione postale. Quindi se uno ha il parente ficarolese ma da anni a Torino eccetera, si può fare anche il regalo di Natale facendoglielo inviare. Insomma, ecco, la Pro Loco fa anche questo tipo di servizio. Il libro lo troverete anche alle stesse condizioni nell'edicola libreria, quella che c'è sotto i portici della piazza di Ficarolo, la Cocinella. Questo è il classico regalo di Natale, perché tante volte, insomma, si regalano cose che rimangono per poco tempo, non granché, che magari costano pure. Questo invece è un qualcosa di ideale da fare a Natale per i genitori, per gli amici, per i parenti vicini e lontani, come dicevo prima, insomma. Ringrazio per la realizzazione di questo libro il Comune di Ficarolo, che ha dato il patrocinio e il supporto. In particolare ringrazio il sindaco Fabiano Pigaiani.
Ringrazio il professor Gianni Tessari, che da sempre mi accorda il suo sostegno per le mie iniziative, e così pure l'avvocato Enrico Scarazzati, da sempre tra i miei supporter, che li ringrazio molto. Fondazione San Salvatore, con la direttrice Morena Pigaiani, anche loro hanno contribuito. L'associazione Proloco, con la presidente Silvia Pellegrini, ma mi hanno molto aiutato tecnicamente anche Iari Zanella e Damiano Bimbatti. Ringrazio un ficarolese speciale, il cavalier Giacinto Ricci, che è il titolare della HIMAC, che è un'azienda che progetta e realizza macchine per il trattamento del verde, ed è di Stienza, la trovate a lato della provinciale, ed esporta e vende in tutto il mondo, quindi anche per la bilancia italiana per dei pagamenti, insomma, offre dei grandi servigi alla nostra realtà, insomma. C'è un amico di infanzia, Renato Malavasi, della Marmi e Graniti Malavasi di Bondeno, ma insomma molto molto attivo anche a Ficarolo. Un altro amico di sempre, che è il perito Maurizio Borelli, che è agente della Società Cattolica di Assicurazione per Ficarolo e per Castelmassa. Una new entry è la sezione rodigina della UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, il cui presidente, il cavaliere maggior Giuseppe Bonfiglio, anche il mio caro amico, ha voluto insomma fare parte del gruppo di sponsorizzazione. E infine ringrazio gli istituti polesani di Ficarolo per avere appunto aiutato la realizzazione di questa opera. Chiudo con un aforisma che è nella fase d'entrata del libro. I caduti non muoiono sui campi di battaglia, ma quando sono dimenticati. È allora che il popolo dei vivi non è più degno del popolo dei caduti. Io vi ringrazio, vi auguro buona lettura e ne approfitto per fare a tutti gli auguri di buon Natale. Speriamo che il futuro sia roseo e torni magari roseo come era qualche tempo prima di questo dannato virus. Io vi ringrazio per l'attenzione.